altro gancio, adesso lavora sui fianchi, lo porta alle corde, l'arbitro interrompe, è finita, Matteo Lecca è campione italiano per il Super Gallo nel 2023! Matteo Lecca, campione italiano Super Gallo, che effetto ti fa sentirtelo dire? Adesso sto realizzando un po' di più, è una gioia immensa, un motivo di orgoglio assolutamente. Si dice che per conquistare un successo bisogna visualizzare il momento. Tu l'hai visualizzato prima del match, hai visualizzato come potevi vincere, è andata come te la immaginavi, come te la sognavi? Diciamo che negli ultimi allenamenti ho avuto segnali importanti, nel senso sono state belle botte di autostima, sono andato molto bene nelle ultime sedute di sparring, quindi un po' ci siamo gasati, abbiamo iniziato a crederci realmente, abbiamo visualizzato, ci siamo motivati, spesso ci siamo riuniti per parlare, visualizzare il successo e alla fine tutto si è realizzato. Ti aspettavi di chiuderla con un KO tecnico o magari pensavi di portarla fino alla fine ai punti? Allora, sì e no. Sì, perché diciamo una delle mie doti e qualità principali è sostanzialmente quella. No, perché comunque avevamo un avversario di fronte che aveva sfidato già pugili assolutamente validi ed era riuscito sempre ad arrivare fino alla fine del match. Poi ci sono stati momenti durante l'incontro, tipo la seconda ripresa, dove siamo andati veramente vicino a chiuderlo. Sai, vedere un avversario resistere a quei colpi e poi ripartire più forte di prima un attimino ti fa ripoggiare i piedi per terra. Soprattutto c'è stato un dispendio notevole di energia. Poi siamo stati più forti anche diciamo, dell'energia che veniva a mancare. Alla settima abbiamo trovato un altro colpo che secondo me è stato diciamo, il colpo migliore che ho attuato in ormai 15 anni di pugilato. Hai avuto un po' di problemi col peso il giorno prima, come l'hai vissuta? Cosa ha portato poi anche questo problema di rientrare nel limite? Ti ha dato magari una carica in più per il giorno dopo, un pensiero in più? Allora, diciamo che la cosa che mi ha stupito di più, infatti, è stata proprio diciamo, riuscire a trovare l'energia, a raschiare il fondo del barile nonostante quello che è successo il giorno prima, perché comunque io ho avuto una forte disidratazione. Sai, solitamente si parla del problema del mangiare poco, ma non avevo mai provato io un taglio dei liquidi così drastico e ho capito che il vero problema non è mangiare poco ma bere poco, la sete è tutt'altro. Sicuramente ho sbagliato qualcosa io, sicuramente abbiamo degli esami sul quale basiamo la nutrizione che sono piuttosto vecchi e bisognerà farli dei nuovi perché penso che sia cambiata la mia struttura muscolare e quindi è importante attenersi a dei dati scientifici. Fatto sta che la cosa sorprendente è stata che la mia forza di volontà ha superato anche questo decremento di energia dovuto dalla disidratazione, dal poco cibo. Questa è stata la cosa per me e per il mio team sorprendente perché siamo stati davvero male il giorno prima. Non era uno scherzo, diciamo. La faccia lo raccontava. Magari un'energia in più l'hai trovata nel pubblico, ti aspettavi tutto questo affetto, tutta questa gente lì a fare il tifo per te e soprattutto poi l'affetto che si è manifestato dopo, perché sono stati tanti i complimenti che sono arrivati nei tuoi confronti per la conquista di questo titolo. Guarda, quella è la cosa che assolutamente, adesso come l'hai detto mi sono venuti un po' i brividi perché quella è stata l'emozione più grande. Innanzitutto il tifo è stato qualcosa, penso almeno da quando pratico io il pugilato e sono andato a vedere le manifestazioni non ho mai visto una cosa del genere. A livello regionale ancor meno. L'affetto assolutamente mi fa capire che forse in qualche modo sto facendo qualcosa di giusto, sto tramandando qualcosa di buono, trasmettendo qualcosa di buono. Infatti la cosa che mi fa più ridere molte volte è quando riguardo, perché li riguardo in continuazione, i momenti di sabato sono le reazioni spontanee della gente nei video. Non guardo più le mie azioni, ma guardo come reagisce la gente al conteggio, alla sospensione del match. È qualcosa che mi lascia di stucco perché vedi proprio la genuinità, la spontaneità delle reazioni e se reagisci così solo se provi del bene e della stima verso quella persona, se no ti lascia indifferente. Tra tutti i complimenti, qual è stato quello che ti ha fatto più piacere?
Guarda, io metto tutti allo stesso livello, sicuramente ricevere i complimenti però di persone, diciamo colleghi sportivi come me, sicuramente sono saltati agli occhi quelli di Nicolò, di Raja, di Andrea, mi riempie d'orgoglio perché comunque sono persone che come me sanno che sacrifici ci sono dietro, perché sai, molte volte dicono il calciatore è strapagato. Non è proprio così, anche loro stanno lontano dalla famiglia, si allenano tutti i giorni, molte volte anche quando non hanno lo stimolo giusto, è comunque un lavoro che ti porta a essere lontano dai propri affetti, quindi tutti gli sportivi fanno dei sacrifici allo stesso modo. Quindi, ho ricevuto tanti messaggi bellissimi, al di là della diciamo, grandezza della persona, del personaggio, quindi tutti mi hanno fatto assolutamente piacere. Infatti cerco adesso mi viene sempre più difficile, per fortuna, però cerco nel mio piccolo di rispondere sempre a tutti, anche magari con un cuoricino, con un pugno, con un grazie. È stato il giorno più bello della tua vita? Assolutamente sì, senza dubbio. È stato il giorno prima è stato il più brutto, e l'ho detto a tutti. Infatti ho detto sempre, speriamo che domani diventi il più bello. E così è stato, dai. Sono passato da un estremo all'altro. Come hai festeggiato? Allora, a dire il vero, abbiamo fatto un po' diciamo, siamo andati un po' tutti assieme in un locale di Cagliari con la cintura, abbiamo fatto un po' i buffoni da quel punto di vista, però non avevo la lucidità forse ancora non avevo realizzato in pieno per potermi. Non ho ancora fatto un giorno di festeggiamento vero e proprio. Ieri ho fatto un rinfresco con gli organizzatori, con gli amici un po' più stretti per ringraziarli di quello che hanno fatto per me. Però sinceramente mi è successo altre volte magari di vivere in maniera un po' più accelerata. Questa volta sono invece proprio rilassato, mi sto godendo il momento con i miei amici, la mia famiglia. Non ho fatto grandi cose per ora, sto bene così. Adesso voglio tornare un po' indietro. Matteo Lecca, pugile, come nasce, come ti avvicini tu a questo sport? Come nasce la passione per il pugilato? Diciamo che è nato un po' a caso, nel senso ho ricevuto sempre, mi ricordo da bambino, come regali dei sacchi, come un po' succede a tutti e mi è capitato magari di improvvisare un po', sai, guardavi i video su internet, però nulla di troppo mirato. Poi un giorno a caso un amico d'infanzia mi portò a fare una prova nella palestra popolare. Poi da quel giorno diciamo sicuramente ero leggerino, quindi la cosa veniva un po' più facile. Poi l'allenatore aveva visto in me delle qualità, mi era piaciuto perché comunque sono sempre stato un ragazzo un po' irruento, un po' energico, anche nel giocare a calcio. E dopo circa 10 mesi avevo già fatto l'esordio e poi da lì non me ne ero più andato, cioè non me ne sono più andato. Ho continuato sempre, ci sono stati momenti top, momenti un po' più dove, sai, pensi questa è la mia strada, però poi alla fine ho sempre continuato e ho avuto ragione. Quando hai capito che potevi diventare professionista? Allora, sostanzialmente le mie doti pugilistiche mi portavano più a prendere questa strada, perché il professionismo è uno sport un po' più. È una parte del pugilato un po' più fisica, dove conta di più la parte atletica, la potenza e forse anche soprattutto la psicologia, cioè nel senso fare 3 riprese comporta uno sforzo fisico di un certo tipo e mentale di un altro tipo. Farne 10 devi essere formato psicologicamente, perché in 10 riprese può succedere di tutto, ci possono essere dei momenti bui dal quale però puoi venire fuori se hai una mente temprata, diciamo. Hai un modello, un idolo a cui ti sei ispirato, a cui ti ispiri? Sicuramente il primo è stato Miguel Cotto, ma oltre che per le doti pugilistiche, per la persona. Cerco di ispirarmi molto a lui, soprattutto umanamente parlando. Cioè, sono molto pacato il 90% delle volte, poi come tutti ho quel 10% dove anche io esco un po' dai binari, però umanamente cerco di ispirarmi a lui. Raccontaci un po' anche della tua palestra, hai deciso di tornare a Cagliari, di aprire una tua palestra, l'ho detto più volte,
la ispiri un po' al modello americano. Spiegaci un po' cosa significa questo. Nel senso che io ho fatto una sala box open, cioè unita alla sala pesi, quindi magari in determinati orari, specialmente quando ci sono gli agonisti, ci possono essere dei ragazzi che fanno bodybuilding e nel mentre vedono i ragazzi di pugilato a fare lo sparring. Quindi è uno spazio aperto, confinante tra loro. Ma sostanzialmente è la mentalità che io tendo a dire un po' americana, nel senso musica alta, ci divertiamo finché c'è da divertirsi, siamo un gruppo di amici sostanzialmente, quindi c'è soprattutto prima amicizia, rispetto, poi c'è l'aspetto lavorativo, ma noi cerchiamo sempre di rendere un clima familiare, c'è sintonia, c'è armonia, si prende seriamente quello che facciamo solo in determinati momenti, come è giusto che sia, per il resto cerchiamo di vivercela sempre con serenità, quindi la preparazione atletica, la parte atletica diciamo un po' new generation, nel senso non corda, sacco, fune, pallina che aliena il pugile e dopo 2 anni il ragazzo non ha più voglia di fare niente. Cerchiamo sempre di creare delle alternative, cerchiamo di dare stimoli, di rendere il posto dove ci si allena, dove comunque si fa uno sport che è già abbastanza serio di suo, cerchiamo di renderlo un po' più favorevole, diciamo, armonioso. Un sogno, un obiettivo, cosa vede Matteo Lecca nel futuro dopo aver raggiunto un traguardo così importante? Guarda, io scherzando dico sempre, paradossalmente non mi interessa difenderla, nel senso, l'ho vinta, è mia, l'avrò a casa, possibilmente vorrei altri colori, altre cinture, qualcosa di diverso. Poi io non mi sono mai posto l'obiettivo, l'ossessione di dover diventare qualcuno a tutti i costi. Nel senso io lo faccio, penso di aver capito di saperlo fare discretamente. Vivo di sport, ho la mia palestra, ho raggiunto tutti i miei obiettivi, nel senso finora. Poca gente lo può fare, nel senso poca gente vive di sport, io volendo non mi presento neanche in palestra se ho un giorno da fare. Se invece un giorno voglio allenarmi 5 ore di fila, mi alleno 5 ore di fila, quindi è una libertà che pochi possono dire di avere. E per me questa è già la mia più grande vittoria, cioè ho avuto ragione lavorativamente, sportivamente e posso fare l'atleta al 100%, e questa è la cosa più importante, vivo di ciò che mi piace. Secondo te per la Sardegna la tua vittoria ha un significato aggiunto? Allora, io ho scoperto di questo record una volta che sono sceso dal ring, me l'ha detto un vostro collega, io non sapevo assolutamente di essere il primo super gallo nella storia isolana, pensavo ce ne fossero altri. Invece mi hanno spiegato che un mini mosca o gallo, super gallo sono il primo, quindi anche avere questo primato è un'ulteriore ciliegina sulla torta. Penso sì, di aver scritto quindi un pezzo di storia importante. Comunque, ho messo la prima firma su questa categoria e è andata bene.